Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Maledetto Veneziano. Oggi, da come avete visto, guardate come sono spettinato, dal titolo accendiamo la lampadina. Non questa qui chiaramente, perché qualcuno chiaramente mi avrà preso letteralmente e penserà che sto parlando di questo attrezzo qui. Non intendo questa lampadina, ma quella che è qui dentro nella pineale. Diamoci un colpo di Enel, come si dice, un colpo di Edison e cerchiamo di accendere la lampadina. Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano non vi chiede di accendere la lampadina, ma vi chiede di andare sul, come si dice, iscrivetevi al canale di De Gara Maledetto Veneziano. Ricordo che oggi è venerdì e quindi questa sera alle 21:30 il De Garda sarà online per le sibille gratuite. Per chi vuole fare domande gratuite può farlo nel canale di De Garda sul tubo. Poi vi ricordo che qui sotto ci sono link sia per il canale di De Garda, ciao Chiara, grazie di avermi salutato, che per iscriversi nei gruppi Face e anche in Telegram, ed eventualmente se volete scaricare gratuitamente 20 ebook con tutte le spiegazioni. Lo dico anche perché io metto spesso singoli circuiti nei gruppi social anche in Face e alcuni mi fanno una domanda: cari miei, prendete il mouse, il ditino se siete col cellulare e andate tranquillamente ciao Eleonora, ciao Loredana, e andate tranquillamente nel canale Maledetto Veneziano, dove ci sono 60 pillole istruttive solamente didattiche per l'audiestesia basic, dove spiego in modo molto semplice come utilizzare dei circuiti. I circuiti, vi ricordo, non hanno bisogno di luce perché lavora con la luce eterica, possono lavorare al buio, potete mettere sul solaio, qualsiasi fatto, e non hanno bisogno di questa lampadina. Invece altri che mi seguono, che sono nuovi, che arrivano alla chetichella, hanno magari bisogno delle istruzioni per sapersi muovere con il diagramma del veneziano. Bene, perché questo tema? Perché tempo fa, ma anche anni fa, no? Mi contattava gente che voleva salire di Bovis, no? Loro volevano salire di Bovis, non ne fregava niente. C'è stata una volta, penso che era un cuoco, qualcosa del genere, che lui si era misurato ed era 100.000 Bovis. Cavolo, neanche 6 baba era 100.000 Bovis, no? Quindi capite che bisogna fare un po' luce su questa misura, no? I Bovis sono una misura nuova, è stata, tra virgolette, inventata nel 1850 più o meno, no? Neanche inventata, diciamo scoperta o metrizzata, chiamiamolo come volete, no? Da un certo signore che a un certo punto ha scoperto che tutto ha una vibrazione, un'onda di forma, e quindi ha creato dei vari circuiti, all'inizio con una riga di legno e poi su dei foglietti di carta. Però bisogna rendersi conto che perché dobbiamo spiegarla bene questa cosa, che quando uno nasce, a dipendenza del karma prima, chiaramente ha una quantità, un investimento di bonus, no? C'è chi è stato un cannibale nella vita prima e chiaramente in questa vita nascerà con qualche bovis in meno. C'è chi la sua anima è giovane e deve incominciare nella materialità e chiaramente ha dei bovis in meno, no? Parte con filo tirato, però in questa società queste persone sono fortunate perché essendo attaccate alla materialità, in questa società se si è cannibali è molto più facile che una volta, perché una volta c'erano praticamente delle caste invisibili, tu potevi essere attaccato alla materia quanto volevi, ma non c'era possibilità di fare delle scalate sociali. Se tu nascevi barone, continuavi a perpetuare il fatto di essere un barone. Se tu nascevi povero, non potevi fare l'università e quant'altro. Invece in questo periodo storico noi abbiamo questa fortuna che anche quelli che una volta sarebbero morti per strada e non avrebbero dato noia, questa vita diciamo che riescono a dare noia, no? E allora ci sono persone di 4.500, 5.000 bovis, no? Che hanno imperi, hanno uffici, cadono sempre in piedi. Io vi voglio raccontare questa storia, perché l'ho già raccontata parecchie volte, ma si vede che molti non l'hanno mai sentita. Verso gli 8 anni, ogni volta che uscivo di scuola, era sicuramente verso marzo, aprile, marzo,
correvo, io abitavo su una scalinata di 170 gradini, però prima di arrivare giù c'erano più o meno 250 metri di una strada in discesa. Correvo come un matto, arrivavo giù in fondo e davanti alla scalinata attraversavo. Attraversavo questa strada e guardavo a destra e a sinistra. Infatti è lì che a 7 anni e mezzo mi ha tirato sotto una moto dei vigili. Ma a 8 anni cosa succede? Incontravo sempre una persona anziana che era il capitano degli alpini. E lui veniva appositamente da Torino per vedere questo scugnizzo, che ero poi io, no? Che ero magro come un chiodo perché non mangiavo niente. Ed ero anche molto malato, ero piccolino. E alcune volte mi fermavo, veniva solamente lì per vedere come stavo, gli facevo anche un po' simpatia, no? Perché ero un birichino nato con l'occhio vispo, no? Però lui veniva a vedermi. E un giorno mi ferma, no? Io non, capite, avevo fretta per andare a casa a mangiare, ero così. Prima della scuola, pensate se si fermava un signore anziano, no? Io non lo vedevo quasi neanche, però lui mi fermava, ragazzino, io vengo a Torino per sapere neanche dove è a Torino io, però vabbè. Morale della favola, un giorno mi ferma e mi fa vedere la mia scalinata, la mia scalinata, e mentre mi fa vedere la mia scalinata fa uscire praticamente tutte le persone che abitavano in quelle case lì. Ce n'erano due, tre. Io ero la quarta casa, ce n'erano tre prima di me. Escono tutte queste persone rispettabilissime, no? Persone che erano sempre gentili, e vedevo che si accendeva una fiamma. Erano tutte. Io in quel periodo lì avevo come parametro i Fantastici 4 e nei Fantastici 4 c'era un personaggio del fumetto che diventava rosso come una fiamma. E il primo pensiero che ho avuto, sapete i bambini quando si stupiscono, ciao Maria, grazie di avermi salutato, quando si stupiscono, no? Io ho pensato, cavolo, io ho abitato per così tanti anni su una scala e ho dei supereroi come vicini di casa, perché sono tutti, come si dice, infuocati. Il capitano degli alpini di Torino mi dice, cavolo, era ragazzino, che coraggio che hai tu a voler nascere in questa scala. Io che sono un capitano degli alpini non riuscirei a vivere su questa scala qua. Ma che io pensavo che di abitare come si dice, in una scala di supereroi, infatti aveva fatto vedere me poi e i miei genitori adottivi che eravamo tutti bianchi, luminosi, no? Tutti rossi e noi tre bianchi luminosi. Anche ero un po' dispiaciuto perché pensavo, cavoli, questi sono supereroi e noi siamo solamente gente luminosa, bianca, no? Ed ero molto dispiaciuto. Infatti poi al cappellano Charlie, che era poi il padrone di tutte queste scale, no? Per chi non conosce il cappellano Charlie deve vedere altre pillole che ho raccontato, cosa facevamo assieme. Ho chiesto che io volevo diventare come lui, no? Cioè, io non volevo essere bianco luminoso, volevo bene essere come la fiamma dei Fantastici 4, come loro. E per un determinato periodo, nei weekend, mi portavano in Luna Park, mi portavano allo zoo, mi chiamavano, loro avevano le macchine, chiaramente erano adulti, però non riuscivamo a andare assieme. Dopo 2 o 3 giorni che siamo usciti assieme, lui mi ha detto, caro mio, io non sono come te, tu non sei come me, tu di questo mondo, io di quest'altro. E mi è dispiaciuto tantissimo perché lui aveva il Porsche, mi piaceva farmi scorazzare anche perché sapete, il zucchero filato, insomma mi si comprava con poco, era piccolino. Comunque, morale della favola, non abbiamo legato, no? E, e sta di fatto che però non ho raccontato, come si dice, cosa è successo con me, il capitano degli alpini. Il capitano degli alpini mi dice, sai ragazzo, questi non sono supereroi, questi andranno nel paradiso di Brissago. Io quando ho sentito paradiso, mi si sono illuminati gli occhi, capite? Paradiso. E il paradiso di Brissago, per tutti gli esoteristi di una certa qualità, di una certa conoscenza, è il terrore. È come la Russia, tra virgolette, la Siberia in Russia, sotto gli Urani. No? Perché io volevo andare a tutti i costi al paradiso di Brissago. No, io ci vado, io ho detto. Io no, ci vado, se c'è il paradiso, il marietto c'è. Ma della favola, il capitano del Pianeta mi dice, guarda, ho promesso a tua mamma che non ti avrei mai fatto vedere certe cose, però a 29 anni dovrei vederle. Infatti in quel momento lì mi ha portato nel futuro, mi ha fatto vedere che io sarei diventato un insegnante di informatica
Io a 29 anni avrei insegnato al direttore della struttura del Paradiso Brissago. Ma è stato un flash, no? Io ho detto, cavolo, ma chi è quel figo? Mi ha detto, non sei un figo, quel giorno lì tu sarei morto di fame che dovrei andare in giro a insegnare, sarei un pirlo, e mi ha detto, e io avevo 8 anni, boh, io ho detto, vabbè, sarò un insegnante, non sapevo neanche cos'era l'informatica a 8 anni. Morale della favola, arrivano i benedetti 29 anni, vado in questo istituto dove ci sono persone gravissimamente, ma non gravi, gravissimamente, che neanche, insomma, non li prendo gli istituti pubblici, no? Io non sapevo che cos'era questo. E sostituisco una mia collega che a un certo punto non voleva più andare a insegnare. Io pensavo che il direttore avesse cercato di allungare la mano, no? Però quando sono andato a insegnare mi sono reso conto che il direttore era, come si dice, non andava sicuramente dietro, era dall'altro lato. E dice, ma chissà perché non è mai, non ha voluto più continuare a insegnare in questa struttura. E io continuo a sentire delle grida fortissime, perché prima erano in vacanza, poi sono arrivati gli ospiti. In Monete della Favola un giorno il direttore mi dice, vuoi venire a vedere gli ospiti? Io chiaramente continuavo a sentire urla da quando erano tornate, ma urla strazianti che si sentivano da 50-100 metri anche se non chiudere le porte. E ho detto no, 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 poi alla fine sono dovuta andare. Mi ricordo che ero entrato in una stanza e c'era uno che appena mi ha visto, era legato con delle catene e tutto il corpo aveva un lenzuolo bianco. Io mi volto verso il direttore e gli dico, ma scusi, perché ha un lenzuolo bianco e su una carrozzina? E lui mi dice, perché è così, come lo dico in parole povere, è così messo male che non ha una forma, no? Appena mi ha visto questo tipo, eravamo più o meno 2 metri, no? Ha fatto uno scatto come di volermi attaccare. Io in quel momento lì, che sono cristiano evangelico, ho pensato, se non fosse perché non credo che non esiste perché credo che non esiste la reincarnazione, giurerei che quel tipo lì in una vita prima mi ha fatto qualcosa di male. E poi sono uscito. Chiaramente ho pianto per un'ora in macchina, no? E mi ricordo che mentre sono andato in macchina a piangere, finita la lezione, perché ero stravolto, non avevo mai visto situazioni così da Paradiso Brissago, una cosa che è impossibile da descrivere, no? Piangevo, cosa esce? C'era un parco, esce dietro il parco il cappellano Charlie, dà una botta fortissima sul vetro della macchina, era estate, io avevo tirato giù i finestrini, perché ero parcheggiato, piangevo in macchina, dà una forte botta al vetro e mi grida. Tra l'altro il capitano degli Alpini, scusate, il cappellano Cialo io non la vedevo da almeno 10 anni, e grida, è colpa tua se questi qui sono qua. Che io piangevo, pregavo Dio e gli chiedevo, ma perché mi hai fatto vedere certe cose? E, come si suol dire, ho pianto anche per Ritto, beh, insomma, ho pianto tutto il giorno, sono stato male parecchi giorni, perché dicevo, ma non esiste la reincarnazione e come mai Dio fa a succedere certe cose? Nella realtà la reincarnazione esiste, come? No? E essere una fiammella rossa non conviene a nessuno, bisogna accendere la lampadina e capire di non fare furbetti. Allora, torniamo ai 4500 bovis, no? Queste sono fiamme rosse, eh? Infatti il capitano degli Alpini mi ha detto, guarda, tutti hanno queste fiamme rosse qui da queste parti qui. Infatti era una zona karmica molto tremenda, c'era anche la casa dei sogni, insomma, è una cosa molto difficile che ho raccontato in altre pillole. Allora, c'è gente che mi contatta e vuole alzare i Bovis, no? Dice, quello là alza i Bovis, quello ha fatto un video che dà benedizioni, ricchezza, guadagni facili, lotterie, basta che alzi i Bovis. Allora, signori, il discorso è molto semplice. I Bovis se ne alza 100 in una vita intera. Se uno ve li alza, vi brucia il corpo eterico e alla fine morite di cancro, morite di infarto, morite di qualsiasi cosa per il semplice fatto che l'onda di forma non può, cioè è l'acqua di una piscina dentro un rubinettino di casa. È chiaro che dopo un po' qualcosa non funziona, no? Le tubature saltano, il lavandino si rompe. Quindi quando noi abbiamo 9.000 bovi, 6.500, 7.000, dobbiamo curarle, non dobbiamo pensare che se oggi va bene, domani sarà uguale. Oggi noi dobbiamo lavorare con i circuiti radionici, con le pulizie radioniche,
con i riti propiziatori, con i vari ciondoli, per poter tenere sempre sul passo, sul pezzo, il lavoro, la pulizia del nostro corpo eterico, con pensieri non positivi da buonisti, ma con pensieri, come ho spiegato l'altro giorno nella pillola, che alla notte lavorano su di noi, che ci creano un campo vibrazionale propositivo. Perché se no, vedete, questa lampadina rimane spenta, questa qui è spenta, non funziona, no? Quindi quando vi vengono a raccontare che basta che voi fate il pinco panco, mettete dentro un circuito e vi si alzano i bovis, lasciate stare cari amici, perché la cosa non funziona e vi porta solamente un'illusione. Bene cari amici, questo per rispondere a alcune mie amicizie che mi hanno contattato in PVT. Poi un'altra cosa, in PVT solamente i miei committenti, chi vuole una consulenza sa che è solo PVT, cioè nel PVT si paga solamente 20 euro 45 minuti. Gli altri non mi contattino, c'è i social, c'è il YouTube che possono scrivere, perché ricevo tutti i santi giorni delle persone che non so neanche chi sono, no? Dicono ciao e poi mi fanno una domanda. Perdo mezz'ora di tempo a capire solamente cosa vogliono, che poi sono gente che non vorrà mai fare niente, perché se non ha capito che bisogna prima guardare le pillole del maretto veneziano per cominciare a capire l'ingranaggio di dove siamo in questo momento, no? È gente che mi fa perdere un sacco di tempo che voi non immaginate, e io lo devo dedicare ai miei committenti, chiaramente, ai cabalisti, mica gente che è lì fra un bollito e un serial TV che non sa cosa fare e si attacca al cellulare, capite? Bene, cari amici, il vostro Marietto vi ringrazia, grazie di avermi seguito e alla prossima live. Grazie cari amici, alla prossima.